Oggi un'importante iniziativa, vi siete collegati con l'Università di Messina nel corso di studi Scienze e Tecnologie della Navigazione. Ricordiamo che siamo qui presso l'Istituto Gallo, che ha proprio una sua specificità nel corso di nautica. Quanto è importante e quali sono le aspirazioni anche di questi ragazzi che frequentano la scuola anche per i futuri sbocchi lavorativi? La nostra scuola intanto ha sede a Porto Empedocle, quindi la sede naturale di questo indirizzo. Porto Empedocle ricordiamo che ha sempre avuto la tradizione dell'istituto nautico, è una scuola in crescita e che offre parecchi sbocchi ai nostri ragazzi che vengono portati a fare delle attività al porto, salgono sulle navi, imparano a guidarle. È una scuola che veramente stiamo provando a fare crescere in tutti i modi e che sarà estremamente competitiva anche come sbocco occupazionale. Oggi abbiamo voluto dire a questi ragazzi che è importante anche continuare gli studi, frequentare una facoltà specifica del loro corso, quindi è quella di Scienze e Tecniche della Navigazione dell'Università di Messina, che pochi conoscono. Addirittura i due studenti che oggi ci presentano l'università dopo il collegamento con la sede, con i docenti della sede, sono nella provincia di Agrigento i primi due che si laureano, quindi uscendo da questa facoltà immediatamente lavoreranno e lo stesso speriamo accada per i nostri alunni. E tu stai portando la tua esperienza qui ai futuri colleghi, insomma, importante questa iniziativa anche per tracciare un po', per dare loro qualche indicazione sul futuro lavoro. Sì, assolutamente, stiamo venendo a fare orientamento qui proprio essendo noi di Agrigento, frequentando l'Università di Messina, perché è un buon proseguo per questo istituto nautico, perché noi essendo già laureati ci siamo accorti che ci sono molte possibilità lavorative, concludendo col percorso della magistrale. Ecco, quanto è importante anche questa iniziativa? Molto, è un'iniziativa che abbiamo appena iniziato con l'Università di Messina, questo orientamento nelle scuole. Oggi è il primo orientamento ufficiale che facciamo e per i ragazzi credo proprio, avendo quasi la stessa età, che sia un'opportunità proprio da cogliere. Qual è la tua esperienza che puoi trasferire a questi ragazzi? Sì, il nostro corso di laurea a Messina è il naturale proseguo degli studi fatti all'Istituto Nautico qui a Porto Empedocle e siamo oggi qui proprio per dare un'opportunità a questi ragazzi di studio che prima magari non c'era. Questo infatti è un corso che nasce nel 2017, infatti noi siamo stati i primi laureati 2 anni fa, nel 2020. Quindi siamo i naturali portavoce di questo nuovo corso, siamo attualmente gli unici in Italia invece nella laurea magistrale e siamo qui per dare una possibilità a questi ragazzi dopo le superiori.